Credo che ci siano anche i parametri e le condizioni per un esposto e dopo qualcuno farà chiarezza su questa vicenda. Ci sono tanti aspetti da chiarire anche da un punto di vista del rispetto della norma, sia da un punto di vista della presenza di queste persone all'interno dell'appartamento, sia da un punto di vista dello sfratto, sia da un punto di vista della responsabilità del proprietario. Parla di Andrea Berta, il sindaco di Treviso Mario Conte, nelle ore in cui attorno all'attivista di Caminantes si è scatenata la tempesta perfetta. È di sua proprietà infatti l'appartamento dove il 53enne Marco Magrin viveva prima di essere trovato morto nel garage del condominio di via Castagnole, forse a causa del freddo. Berta, poco meno di una settimana fa, era stato protagonista del blitz in consiglio comunale con cui i centri sociali avevano posto il tema dell'emergenza abitativa e accusato Casugana di fare poco o nulla. Mentre protesta per garantire la casa a tutti, in quel frangente sostituisce le serrature di casa e sfratta questa persona facendola finire in un garage con il finale che ahimè tutti conosciamo. Una situazione davvero che intanto deve far riflettere tutti anche sul ruolo sociale che le associazioni hanno e le istituzioni hanno. Una persona che non era nemmeno iscritta al registro anagrafico del comune di Treviso, e coloro che fanno i paladini dei diritti dovrebbero prima guardarsi dentro, prima di andare a professare e a dare lezioni di moralità alle istituzioni, perché dopo quello che è successo, non che ce ne fosse bisogno, ma la credibilità di Caminantes e Django è stata completamente distrutta. I colpevoli siete voi, vergognatevi, miserabili, scrivono nel pomeriggio gli attivisti di Django e Caminantes, che sottolineano come Berta avesse messo a disposizione l'appartamento per progetti sociali e come lo stesso Magrin a un certo punto avesse rassicurato il proprietario di aver trovato un'alternativa, nascondendo il fatto di dormire nel garage. Gli attivisti rilanciano riportando dei messaggi che Magrin aveva inviato al sindaco Conte sulle sue pagine social. Uno risale alle festività dello scorso anno: questo Natale sarà bello per molti ma non per tutti, io sto al freddo e non so come mettermi in contatto con voi del municipio, e ancora, come posso stare in piedi mentre cado? Verranno fatte le dovute verifiche e ognuno si prenderà le proprie responsabilità, ma mi chiedo il comune se le sta prendendo le proprie responsabilità, perché è vero non ci sono soldi, ma è anche vero che chi ha procurato questi gravissimi tagli, soprattutto al sociale, è chi governa la nazione, per cui chi è dello stesso colore di questa amministrazione.